Gloria al Signore. Vogliamo aprire la Bibbia? Leggiamo un passo nel Nuovo Testamento, in Marco, capitolo 6, dal verso 45, leggeremo fino al verso 56. Marco, capitolo 6, dal verso 45 fino al verso 56, che è la conclusione del capitolo. Quindi Marco, capitolo 6, dal verso 45. Amen. Vi invito ad alzarvi in piedi, vogliamo onorare la parola di Dio, e a Dio sia la lode e la gloria. Amen. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a montare nella barca e a precederlo sull'altra riva verso Betsaida, mentre egli avrebbe congedato la folla. Preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Vedendoli che si affannavano a remare, perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò loro incontro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Ma essi, vedutolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e si misero a gridare, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: state di buon cuore, sono io, non temete. Salì sulla barca con loro e il vento si calmò. Ed essi più che mai si sbigottirono, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi, il loro cuore era indurito. Passati all'altra riva, vennero e presero terra a Gennesaret, e come furono sbarcati, subito la gente lo riconobbe, corse per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i malati sui loro lettucci, dovunque sentivano dire che egli si trovasse, e dovunque egli giungeva, villaggi, città o campagne, ponevano gli infermi nelle piazze e lo pregavano che gli lasciasse toccare almeno il lembo della sua veste. E tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi pure. Gloria a Dio. Si era appena concluso un miracolo meraviglioso. Gesù aveva moltiplicato 5 pani e 2 pesci ed aveva sfamato una folla, ci descrive la scrittura, di 5.000 uomini, e all'epoca si contavano solo gli uomini, ma nel considerare che almeno qualcuno era sposato, no? Quindi aveva anche la moglie, e se consideriamo che anche c'erano famiglie, c'erano bambini, credo che quei 5.000 uomini erano molto di più. A me? Quella folla si era radunata per ascoltarlo, per ricevere qualcosa. Questa mattina siamo qui per ascoltare insieme la parola del Signore. Amen. Non c'è una grande folla per il momento, ma abbiamo fiducia nel Signore, che Egli ancora oggi continua a moltiplicare. Amen. E se non c'è pane e pesce da moltiplicare, che moltiplichi le persone. Amen. Altri credenti. Amen. Possiamo vedere la grazia di Dio operante ancora nel cuore degli uomini. Amen. Alleluia. Si fece l'ora di pranzo e questa gente era ancora lì ad ascoltare Gesù. I discepoli dissero: mandiamoli via, che devono mangiare. E Gesù dice: date loro voi da mangiare, datevi da mangiare voi.
Ma Signore, cosa abbiamo noi da dare? Cosa avete? Sono 5 pani e 2 pesci. Glieli consegnarono. Questo c'è. Gesù benedice quei pani e quei pesci. E miracolosamente quella cesta viene piena di cibo. E li consegna ai discepoli. Adesso andate a distribuire il cibo. Gloria al Signore. Il cibo poi abbondò addirittura, leggiamo che tutti mangiarono e furono sazi e si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane e anche i resti dei pesci. Altri 12 ceste ne avanzarono. Così contarono i discepoli, vero? Perché chi serve il Signore riceve anche la sua parte. E Dio provvede sempre. Alleluia, non si dimentica di chi si sacrifica per Lui. Alleluia, subito dopo questo miracolo Gesù obbliga i suoi discepoli a montare nella barca e a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida. Dà un ordine. Adesso salite sulla barca e andate avanti. Attraversate il mare fino a Betsaida, ci vedremo lì. Mentre egli sarebbe rimasto per congedare la folla. Questo obbligo da parte di Gesù mi ha sempre fatto pensare. Credo in nessun altro episodio Gesù obbliga i suoi discepoli a fare qualcosa. Ma proprio in questa occasione l'Evangelista Marco e anche Matteo, Giovanni, proprio scrivono che Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca. Probabilmente i discepoli avrebbero voluto rimanere lì con Gesù, forse per congedare anche loro la folla. Ma se c'è uno che deve ricevere gloria ed onore, questo è Gesù. Amen. Amen. Tutta la lode, tutta la gloria va a Lui. Amen. Noi siamo uomini e siamo servitori. Anzi, la Scrittura dice siamo servi disutili. Perché dopo aver fatto quello che dobbiamo fare, non abbiamo fatto nulla. È vero, avete letto? Alleluia! È un onore servire il Signore. Alleluia! Ma c'è anche un altro aspetto. Gesù sa ogni cosa, vero? E Gesù era a conoscenza che i suoi discepoli erano rimasti senza capire quello che Lui aveva fatto nella moltiplicazione dei pani e dei pesci. E Gesù sapeva che i suoi discepoli avevano bisogno ancora di essere scossi. Gesù sapeva che nella navigazione i suoi discepoli avrebbero incontrato una tempesta, il mare agitato, delle difficoltà, il vento contrario. Gloria a Dio perché Egli sa ogni cosa. Amen. E gloria a Dio per tutto quello che Egli permette nella nostra vita. Io credo che un credente che abbia fiducia piena nel Signore debba ringraziare sempre il Signore anche per le tempeste. O no? Amen. Dire grazie Signore per il sole che splende sulla mia vita è bello. Ma dire grazie Signore per la tempesta che sto vivendo oggi nella mia vita è meno bello. Vero? Alleluia, eppure un credente è chiamato a fidarsi sempre di Gesù. Amen. E come i discepoli, anche noi, prima di vedere la gloria di Dio, siamo obbligati a vivere un determinato periodo di vita, a volte nelle difficoltà,
Gloria al Signore, ma la cosa più importante è che insieme alle difficoltà che noi dobbiamo vivere c'è la sua presenza. Siete d'accordo? E non siamo soli. Amen. Alleluia. I discepoli salgono sulla barca, per lo più erano dei pescatori, quindi abituati a stare in barca, sapevano anche governare bene la barca. A un certo punto però si affannavano a remare, perché il vento era loro contrario. Non sempre quando si ubbidisce al Signore si ha la strada spianata, e non sempre quando si ubbidisce al Signore il vento è favorevole. Anzi, il più delle volte il vento è contrario. Sai perché? Perché il nemico sa che la tua obbedienza ti porterà a vedere la gloria di Dio. E il nemico vuole impedirlo in tutti i modi e vuole scoraggiarti. Ma noi siamo di quelli che non si scoraggiano. Amen. Che bello questo amen. Amen, proprio vero, sì. Non dobbiamo scoraggiarci. Dobbiamo continuare a quella parola che ci è stata data, quell'obbligo, quell'insegnamento che Dio ci ha dato. Amen. Alleluia. I discepoli cominciarono a stancarsi. Gesù, congedato alla folla, salì sul monte a pregare. Che bello. Gesù non perdeva tempo. Il tempo che aveva libero lo utilizzava per adorare il Padre. E vogliamo dire: Signore, aiutaci a utilizzare bene il nostro tempo, perché a volte il nostro tempo libero lo utilizziamo male. È vero? Potremmo utilizzarlo semplicemente, anche se non facciamo attività chissà eclatanti, spirituali, ma potremmo utilizzarlo a pregare il Signore. Che ne dite? Alleluia. Poi Gesù sta a terra, tutto solo, e vede i suoi discepoli che si affaticano a remare. E cosa fa? Si muove. Non resta inerme, ma si muove, agisce. E questo avviene anche per noi oggi, sapete? Quando il Signore vede che tu ti stai affaticando, che stai combattendo, il Signore ti vede e vuole agire per aiutarti. Amen. Gloria al Signore. La Scrittura ci dice: verso la quarta vigilia della notte andò loro incontro, camminando sul mare. Come può essere? Può un uomo camminare sul mare? Ma Gesù non era solo un vero uomo, è anche vero Dio. È Lui che ha fatto le leggi della fisica, della chimica, le leggi naturali. Quindi Egli è al di sopra di ogni limite, è al di sopra di ogni limite umano, perché Egli è Dio. Questo farsi vedere camminare sul mare voleva ancora per i suoi discepoli mostrare tutta la sua gloria, tutta la sua potenza, perché ancora non avevano compreso chi stavano seguendo. Amen. Alleluia. La reazione di questi discepoli fu lo spavento. È un fantasma. E subito Gesù interviene con la sua parola, dicendogli: state di buon cuore. Un'altra traduzione dice: state di buon animo, state sereni, sono io. Amen. Alleluia. In mezzo alle difficoltà a volte non comprendiamo
che Egli sta agendo nella nostra vita. E alla paura e alla confusione aggiungiamo altra paura e altra confusione, non arrendendoci completamente nelle mani di colui che cammina anche sul mare. Alleluia. È una reazione strana, umana. Ma Dio ci dia grazia che oltre ad avere reazioni umane, perché umani siamo, di avere anche atteggiamenti spirituali. Perché siamo nati di nuovo, vero? Siamo nati di nuovo per lo Spirito. Alleluia. E quindi Dio ci dia grazia di saper riconoscere come Egli si muove per incoraggiarci, per farci del bene. Amen. Alleluia. Poi Gesù salì sulla barca. Salì sulla barca con loro. E succede qualcosa, il vento si calmò. Amen. Questo salire sulla barca cosa vuol dire? Signore, entra nella mia vita. Non mi basta vederti fuori, so che ci sei, ma io voglio che tu sali sulla mia barca. Ti voglio dentro il mio cuore, ti voglio dentro la mia vita, perché quando tu sei dentro di me, il vento contrario si calma. Amen. Alleluia. La reazione dei discepoli. Si sbigottirono ancora di più, si spaventarono ancora di più, invece di rallegrarsi. Ancora più confusione, più smarrimento. Ma che succede? Questo cammina sull'acqua, sale sulla barca e il vento si calma. Ma che sta succedendo? E Marco, lo scrittore, ci dice che il loro comportamento era dovuto al fatto che non avevano capito il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, anzi il loro cuore era indurito. Alleluia. Non meravigliamoci se tante volte anche noi non comprendiamo. Sapete, quando non comprendo mi arrendo. Vorrei riuscire a comprendere tante cose, ma non riesco a comprenderle, e allora io mi arrendo e dico solo grazie, Signore. Non so come, non so quello che hai fatto, ma so che hai fatto una cosa per me, perché qualcosa è cambiato. Alleluia. Amen. Alleluia. Finalmente giungono all'altra riva. E come furono sbarcati? Oh, non c'erano televisioni, radio, vi assicuro che non c'erano, però tutti sapevano che c'era Gesù. Alleluia. La fama di Gesù era tanta perché tutti quelli che accorrevano a lui venivano soddisfatti, ricevevano, andavano per la guarigione, ricevevano guarigione. Alleluia. Amen. Perciò non si poteva stare zitti, si doveva per forza raccontare di quest'uomo che guarisce da ogni malattia. Alleluia. Amen. C'erano tanti posseduti e Gesù liberava dalle possessioni, perciò non si poteva stare zitti, si doveva raccontare per forza che c'era un uomo che liberava dalle possessioni demoniache. Il suo nome era ed è ancora oggi Gesù. Amen. Alleluia. Tutto il paese corse. Quanti bisogni. Alleluia. Un'altra folla. Quelli avevano bisogno di mangiare, questi avevano bisogno invece di guarigione. Guarire. Miracoli di guarigione. Gloria a Dio. Portavano i malati anche sui lettucci. Pensate. C'era anche ammalati che non si potevano muovere, erano a letto, allettati, e qualche amico li portava con tutto il letto
da Gesù, andiamo da Gesù. Oh Signore, ci sia sempre questo ardore. Amen. Andiamo da Gesù. La Chiesa possa dire andiamo da Gesù. Che ogni credente possa dire vado a Gesù. Che ogni famiglia possa dire andiamo da Gesù. Alleluia, perché Gesù ci fa del bene. Alleluia, ci dà da mangiare e ci guarisce. Alleluia. Gloria al Signore, ovunque Egli giungeva. Qualunque villaggio, città, campagne, ponevano gli infermi nelle piazze e lo pregavano. Ti preghiamo, anche se non puoi arrivare a tutti a toccare, fa che noi possiamo toccarti. Fa che possiamo almeno toccare il lembo della tua veste. E tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Vuoi toccare Gesù? Vuoi toccare Gesù questa mattina? Alleluia. Puoi toccarlo. Per la fede. Puoi toccare almeno il lembo della veste di Gesù. E sicuramente riceverai qualcosa. Amen. Alleluia. Amen. Ci crediamo? Amen. Gloria a Dio. Allora se ci crediamo, mettiamo in pratica la nostra fede. Sapete cosa vuol dire? Rivolgiamoci al Signore. Alziamoci in piedi. Gloria a Dio. Alleluia.